La situazione è di estrema pericolosità, accentuata anche dal contesto molto delicato e abitativo in cui si trova. È un edificio fatiscente perché da 10 anni non era stato, posto in manutenzione, che ospita 50.000 tonnellate di rifiuti tossici. Si mantiene una situazione di rischio a più livelli. Innanzitutto il rischio esondazione, perché trovandosi a ridosso del canale, se il canale dovesse tracimare, sarebbe la prima struttura a essere investita in pieno dall'acqua. In secondo luogo c'è il rischio incendio, oltre a questo abbiamo il rischio trombe d'aria. Dentro, oltre a una grande quantità di idrocarburi, ci sono anche metalli pesanti, ci sono materiali pericolosissimi per l'ambiente e per gli esseri umani. Come potete vedere è amplissima e noi ci conviviamo dal 2002, è stata sequestrata nel 2005, ma quando passavano i camion erano centinaia, le nuvole di polvere che si sollevavano erano impressionanti e si è ripercorso sulla salute dei cittadini. Già nel 2007 è stata fatta una caratterizzazione, adesso siamo riusciti ad ottenere uno stanziamento dalla Regione con cui è stata fatta la messa in sicurezza dell'area, ma non è sufficiente. Il problema vero è portare via questo materiale. Ci siamo organizzati e una sera abbiamo raccolto dei pezzi di terreno lasciati da un camion all'esterno e li abbiamo fatti analizzare per conto nostro. Però, Comunque quali sono gli esiti di questi esami? gli esiti erano molto gravi perché diciamo così, quando siamo andati a ritirarli il perito intestato ci ha detto che è meglio che facciamo la valigia e andiamo via da qua perché il sito era molto preoccupante. Gli odori erano sgradevoli, ti prendevano la gola, bruciavano gli occhi, gli hanno segnalato a tutti, però ci ha sempre detto che non c'era niente. Bisogna tenere conto che una stima fatta circa nel 2007 faceva pensare ad un importo di lavori superiore ai 10 milioni, dai 10 ai 12 milioni di euro per asportare tutto il materiale che è qui dentro, materiale che è inquinato. Sono cifre queste che sono non affrontabili singolarmente dai comuni, qui ci vuole l'aiuto della Regione, dello Stato, del Ministero per poter affrontare in maniera definitiva questo problema. Serve l'aiuto dello Stato, del Ministero per risolvere ed affrontare questo problema e in questo senso l'assessore Conte sarà impegnato a coinvolgere il Ministro ed è appunto il Ministro pochi giorni fa è stato a Pernumia per visionare la struttura. Vediamo il servizio. Ogni volta che io vedo situazioni di questo genere provo una grande tristezza. Purtroppo nel nostro Paese ne abbiamo molte. L'impegno di questo governo è proprio di agire in fretta per trovare risorse insieme a chi ha la responsabilità, quindi alle regioni, per risolvere nel più breve tempo possibile. Ma non ci dobbiamo fermare qui. Cioè bisogna anche in questo Paese creare una cultura tale che queste situazioni non si ripresentino più. Non possiamo lavorare sempre sull'emergenza. Certo, oggi dobbiamo affrontarla con forza, ma non risolveremo mai il problema se noi non responsabilizziamo tutti, istituzioni e cittadini, a rispettare di più il proprio territorio. È una questione anche culturale. Qui in studio abbiamo i comitati che hanno portato avanti a gran voce il problema della CNC. Prego, avete una domanda da fare? Sì, siamo il comitato SS CNC e la Vespa, l'associazione di battaglia. Allora io volevo chiedere all'assessore Conte, dopo l'annuncio importante che ha fatto il 30 dicembre di un nuovo stanziamento di 1,5 milioni di euro, la delibera di trasferimento vero e proprio, cioè quando questi soldi saranno trasferiti al comune di Pernumia, perché i tempi sono importanti, perché in 10 anni, voglio dire, è stato stanziato. Certo, il rischio di esondazione è esatto, e poi questi soldi potranno confluire nel bando di gara attualmente aperto per l'asporto rifiuti e si dovrà appunto rifare una nuova procedura. E poi appunto la Regione pensa, dopo aver stanziato i soldi, di potersi in qualche modo rivalere almeno sulle proprietarie dei capannoni.
in qualche modo? Questa era la mia domanda. Passo la parola a un'ultima domanda dell'amica. Sì, rappresento l'associazione La Vespa. Noi sappiamo che la CEC con la sigla PD 011 è già stata inserita nell'anagrafe regionale dei siti di interesse regionale, appunto. Però nel piano per la bonifica delle aree inquinate, l'elaborato E, non si trova la CEC nell'elenco dei siti contaminati di interesse pubblico. Perché, ci domandiamo? E poi un'altra cosa, durante l'incontro a Pernumia con il ministro Galletti, il ministro ha fatto una raccomandazione di inserire la CEC come priorità tra le cose da fare per la regione. Lei ha dichiarato pubblicamente poi che questa cosa è già stata fatta, ma come si traduce in termini di tempo e di finanziamenti per portare via il materiale e poi la successiva bonifica? Grazie. I cittadini chiedono tempistiche, quindi... Allora, ricordiamo che finora avevamo stanziato 700.000 euro che sono serviti proprio per la messa in sicurezza del sito, soprattutto visto anche la situazione di vetustà. Quindi il tetto, quindi sì, tutti quei lavori che sono stati fatti, diciamo, per appunto proteggere quello che è il contenuto di quel capannone, oltre a tutti gli interventi che a livello idraulico abbiamo fatto come Regione. Ingegno Civile è intervenuto nell'ultimo anno proprio per garantire interventi di messa in sicurezza di tutta la parte arginale che potrebbe in qualche maniera essere appunto pericolosa per quanto riguarda eventuali allagamenti dell'area. Adesso abbiamo stanziato 1,5 milioni che è disponibile, però l'obiettivo non è quello di farlo rientrare in quello che è l'imminente gara che si sta appunto affidando per i primi interventi di pulizia e di asporto del rifiuto. Questi interventi sono coperti? Però questi primi interventi di cui parla, c'è una copertura 200, economica? Per cui... 225.000 euro che sta seguendo appunto il suo iter. L'obiettivo è che quel 1,5 milioni rientri in un accordo di programma, è questo che abbiamo chiesto proprio al Ministro, che insieme al Ministero individui le risorse necessarie per completare l'iter. E sarà una gara sicuramente non come quella che è stata fatta, perché importi superiori, sarà appunto a livello di gare europee, perché le cifre sono importanti, e dovremo appunto indirizzare quella che è proprio la soluzione complessiva. Quindi a breve avrò un incontro col Ministro per definire quella che è già una priorità. Perché già una priorità? Perché noi abbiamo già trasmesso in questi mesi, già con incontri che avevamo fatto col Ministero, che questa per noi è una delle priorità per avere le risorse necessarie. E non possiamo appunto pensare di averle come Regione, bisogna avere quell'accordo di programma, ne abbiamo già fatti altri, ad esempio quelle relative all'area di Arzignano, che vedeva l'inquinamento del fratte Gorzone, e su quell'accordo di 30 milioni si sta portando avanti appunto una progettazione sia nella parte di depurazione sia appunto di abbattimento degli inquinanti dell'area di Arzignano. E questo è un altro esempio, un accordo di programma che veda definitivamente coperta quella che è la necessità di risorse che vadano a definire completamente quella che è la risoluzione del problema. Da questo incontro si potranno capire le tempistiche e gli importi? Beh, sicuramente, visto l'impegno che la Regione ha messo da subito, 1,5 milioni è disponibile immediatamente. Io spero che nell'ambito di quelle che sono appunto le priorità anche del Ministero, e questo è stata un'assicurazione che il Ministro ha voluto darci, che appunto le priorità e quindi le prime risorse saranno destinate proprio per questo intervento. Certo, quindi rifiuto purtroppo, dicevamo prima, nasconde anche criminalità organizzata, anche nel nord Italia, non solo quando si parla del sud, delle terre dei fuochi. Abbiamo il pubblico qui a sinistra, una domanda, prego, se si presenta. Sì, Francesco Miazzi, io volevo fare una velocissima premessa, nel senso che 20 anni, 30 anni fa parlavamo di riciclaggio, di riuso, e tutti guardavano storto. A distanza di 20 anni ci siamo arrivati su quote accettabili. Oggi si tratta di guardare gli esempi virtuosi che ci sono in giro per l'Europa e per il mondo, e sono quelli che vanno verso rifiuti zero.
processi appunto di riduzione, di riciclo, di riuso che consentono di fare a meno degli inceneritori e delle discariche. Fatta questa premessa farei vedere una slide proprio in questo senso, dove si vede un rapporto Germania, Francia, Italia, chi incenerisce di più, chi differenzia di più. È l'ultima slide che abbiamo in programma, se la regia riesce a metterla al volo, così possiamo fare un confronto anche con l'Europa in questo senso. Eccola qua, se vedete la parte rossa è, diciamo, la discarica che i paesi più virtuosi, Germania, Francia e anche Italia, stanno andando calando. L'incenerimento è la parte in giallo, il riciclaggio è quella azzurra e il compostaggio è quella verde. Quindi vediamo come la Romania utilizzi completamente la discarica, invece si vada verso una Germania, un'Italia un po' centrale in questo senso. La discarica l'ha eliminata, mantiene un incenerimento importante, quasi il doppio rispetto a quello italiano, e comunque un elevato quantitativo va nel riciclaggio. Questo è il dato che posso offrirle nel discorso che stava dicendo, se può servire a completare. Si debba andare anche su esempi virtuosi maggiori anche di questi, dove appunto si sta ponendo l'obiettivo entro il 2020-2025 di abolire discariche e inceneritori. Certo, quindi andare a intervenire anche sugli imballi, ridurre gli imballi, questo è il senso. Si deve arrivare a questa cosa, perché non è una questione che è più gestibile, perché sia la discarica che gli inceneritori producono un livello di inquinamento che trasmettiamo alle future generazioni, lasciamo stare le nostre. Mi piacerebbe però che un'altra volta, ma non è una critica, nel senso che come implementazione a questa trasmissione rovesciassimo anche la cosa, cioè nel senso partissimo da dove sono insediati questi impianti e andassimo a parlare con la popolazione circostante e vedere qual è, se è il quadretto bello che abbiamo dipinto questa sera. Ma invece, per questo l'abbiamo invitata. Ma se invece la realtà magari è qualcos'altro. E non sta parlando lei, sì, dai. Ma dico. Lei ha perfettamente ragione. Come testimonianza diretta, voglio dire, perché realizziamo un'altra puntata in questo senso e comunque al microfono e può parlare in questo senso. Prego, continui. No, ma non era una critica, era un discorso, come dire, di rafforzamento anche per vedere l'altro aspetto. Partiamo da una zona come quella della Bassa Padovana, dove abbiamo insediamenti importanti, la discarica tattica regionale, quella di Sant'Urbano, doveva andare a dismissione nel 2019, adesso si sono inventati il fatto di cambiare la pendenza, per cambiare la pendenza e quindi per un miglioramento tecnico, aumenterebbero di un altro 1 milione di metri cubi di rifiuto, prolungando la vita della discarica per altri 10 anni. Pochi chilometri più in qua c'è l'altra discarica di Este, gestita dalla Sesa, dove c'è anche l'impianto di riciclaggio, e allora Arbor Magic, venite a Ospedaletto in qualsiasi istante, in qualsiasi momento o nei dintorni di Este e sentiamo. Non è come la discarica. Non è assolutamente così ed è una situazione veramente pesante e importante. Chiudo il passaggio con un altro aspetto. Allora, abbiamo parlato di inceneritori e abbiamo visto dei limiti. Noi abbiamo a Monselice un impianto che è un cementificio che come quantità di emissioni vale addirittura come flusso di massa 3 o 4 volte quello di un inceneritore, ma ha dei limiti che sono anche 10 volte superiori a quelli di un inceneritore. Perché in questo senso la normativa è differente, anche non lo so, nelle acciaierie piuttosto che gli inceneritori soprattutto perché è stato autorizzato l'utilizzo di rifiuti trasformati, il famoso CDR, che non possono essere ad esempio bruciati negli impianti di incenerimento controllati come quelli degli urbani. Allora è questa la normativa che a noi come regioni sicuramente non va bene. E non può intervenire la regione, renderla più stringente? No, la regione non può, perché sono norme che a livello nazionale ci hanno imposto. Eravamo contrari come Regione Veneto, ci siamo opposti, il Ministero nazionale ha messo queste norme. Vede dottoressa, il problema è che con lo sblocco Italia gli inceneritori diventano impianti strategici. I rifiuti magicamente diventano CSS, combustibile derivato da rifiuti, quindi diventano un combustibile, non sottostanno più alla normativa e quindi avranno una libera circolazione. Impianti strategici significa che inceneritori dovranno andare al massimo della potenzialità. Questa è la realtà che ci si prospetta davanti. Quindi i cittadini che fanno la differenziata per migliorare, ridurre l'importo e l'utilizzo di rifiuti nel proprio inceneritore potrebbero trovarsi rifiuti che arrivano da ogni parte, d'Italia. Mi alzi alla stessa posizione che ha la regione.
La Regione Veneto insieme alla Lombardia e al Friuli sono le uniche regioni che si sono opposte alla nuova normativa. Questo ci è stato imposto perché noi chiediamo che quel rifiuto urbano selezionato e quindi trasformato in speciale rimanga rifiuto urbano, che non possa appunto essere trasferito da una regione all'altra per solo convenienze di chi non applica le norme e che non dà servizio e soprattutto garantisce la salute dei cittadini come altre regioni. Ma in che modo? Fa completare il passaggio. Prego, lei sta parlando da 10 minuti, vede l'apertura che le do, prego, gliene do altri due. No, nel senso che quando parliamo di ceneri che poi... Perché l'inceneritore non è una cosa magica, no. L'inceneritore alla fine lascia un terzo come ceneri. Queste ceneri verranno anche depurate, ma alla fine sono ceneri che contengono metalli pesanti e quant'altro. Allora il recupero non è un recupero perché finisce a sostituire la materia prima nei cementifici, e noi lì ne abbiamo uno di cementificio, che può utilizzare 225.000 tonnellate l'anno di ceneri e gessi chimici da desolforazione fumi. Sono un quantitativo enorme perché su una produzione di 600.000 tonnellate l'anno un terzo è composto dai rifiuti. Il cemento che viene utilizzato per la costruzione è fatto di questi materiali che sono un rifiuto speciale. E allora noi, così concludo, e allora noi che siamo l'unica situazione con questo impianto così pesante. Cosa è successo? L'ARPA a Monselice cosa hanno fatto? L'ARPA 2 anni fa ha chiuso l'unica centralina che monitorava l'aria. Adesso l'assessore ha stanziato 30.000 euro. Miazzi, la fermo. L'ARPA aveva chiuso questa centralina, Pepe? Abbiamo, dunque, il numero di centraline si guarda a livello veneto, perché c'è una normativa veneta, scusi, europea. È stata chiusa una centralina, è stata riaperta adesso con il contributo della Regione, stiamo valutando l'ubicazione, ne ho parlato proprio questa mattina col direttore tecnico che tra parentesi abita nelle vicinanze. Bene, quindi sarà sensibile al tema, immagino. Si tratta solamente di capire l'ubicazione perché secondo i nostri tecnici avrebbe migliore efficacia in un luogo, secondo il sindaco che ha parlato con i comitati, probabilmente anche col signore alle mie spalle, la preferirebbero nel luogo medesimo dove era una volta. Direttore, le faccio una domanda, quando l'attiviamo questa centralina? Per me può essere già, credo che sia già pronto, potrebbe essere pronta in una settimana, non di più. Mi lasci, no guardi, non capisco, mi tappo la bocca, però siccome 3 anni fa abbiamo fatto l'incontro esattamente per ricollocare questa centralina, con ARPAV, con il sindaco, con gli amministratori. Però guardiamo avanti, siamo costruttivi, guardiamo avanti. Allora, questa dopo 2 anni ci sentiamo dire la stessa identica cosa. No. Ne abbiamo parlato questa mattina, proprio guarda il caso. Sì, ma allora la centralina non è in funzione, ha capito? Attenzione, se voi ci lasciate installare la centralina dove secondo i nostri tecnici è più efficace. Dove è più efficace secondo lei? Noi da 2 anni non vi sentiamo più. L'unica informazione che abbiamo chiesto ad ARPA è quella di sapere se il cementificio utilizza rifiuti. Non abbiamo ancora ricevuto la risposta, quindi noi attendiamo che ARPA ci risponda, ci convochi e siamo disponibilissimi a discutere con ARPA e con tutti gli enti amministratori. Comunque sì. Allora, è un ente di controllo. ARPA è un ente di controllo. L'ARPA è un ente di controllo. Questa centralina c'è il finanziamento per installare. Dato dall'assessore Conte proprio al sindaco di Monselice, lo confermo, e si tratta solamente di permettere ad ARPA di installarla dove quindi il dialogo è con il comune? Prego, il dialogo è con il comune, trovare il luogo adeguato. Sì, assolutamente sì. Benissimo, ma noi crediamo che il comune sia assolutamente attento in questo senso, lo coinvolgeremo anche noi già da domani per capire e seguire la cosa e ci auguriamo che ci sia un dialogo quindi in questo senso per piazzare questa bella centralina e controllare. D'altronde se esiste la centralina è già stata pagata, il servizio al cittadino serve e vediamo che venga installata. Miazzi, lei ci tenga informato per capire se questa centralina trova una collocazione rapidamente, perché sicuramente è indispensabile. Assessore, l'ho vista... No, siccome si parlava di termovalorizzatore o inceneritore. E di controlli. Io faccio presente che Padova ha tra gli organismi ritenuti indispensabili anche un osservatorio sull'inceneritore, che è costituito da svariate rappresentanze dei comitati, riprendendo quanto diceva il signore, che abitano nella zona e che finalmente ha avviato a conclusione il protocollo d'intesa tra azienda ospedaliera, comune, ARPAV e
Università di Padova per scelto il cosiddetto modello di ricaduta per avviare gli studi epidemiologici. Che tipo di controlli fa in questo senso? Allora, gli enti interessati sono significativi perché la finalità di questi studi epidemiologici è quello di capire se la qualità dell'aria, proprio per la vicinanza all'inceneritore, può aver avuto incidenza sulle patologie sviluppate dalla popolazione residente. Saranno pronti, io spero, almeno così mi hanno assicurato l'Università di Padova, entro marzo i risultati del primo quinquennio, cioè del periodo 2005-2010, prima dell'apertura della terza linea del termovalorizzatore, che poi verranno raffrontati nella seconda fase del monitoraggio che studierà appunto l'impatto della terza linea sugli abitanti che abitano nelle vicinanze dell'inceneritore medesimo. Si sente tutelata l'ISDA in questo senso? Non lo fa il Comune ha dato i dati di natura anagrafica, l'USL ha fornito appunto i dati di natura clinica e l'Università di Padova ha individuato il modello di ricaduta sul quale in qualche modo incasellare questi dati. Di sicuro lo stesso Acegas APS è stata interessata alla vicenda fornendo tutti i dati necessari allo studio. Noi invitiamo la dottoressa a partecipare se ha un po' di tempo libero anche agli osservatori. Io di sicuro, anzi vi ringrazio perché è proprio dialogando che si trova una soluzione, anzi sono contenta che siamo riusciti ad aprire un dialogo con voi e prepareremo sicuramente questa proposta anche assieme all'osservatorio ambientale. Mi sono dimenticata di dirlo perché mi hanno chiamato mezz'ora prima di entrare qui in trasmissione, quindi voglio dire, ho avuto poco tempo per... Una cosa importante volevo dire sulle nanoparticelle e passerei però la parola al medico, uno dei medici dell'ambiente che è presente in sala, che meglio di me vi può spiegare. Chi è tra il pubblico qui alla mia destra? Eccolo qua. Prego. Sì, io sono Roberto Marinello, faccio parte anche del comitato Lasciateci Respirare di Padova. Buonasera, Devo dire Marinello. che noi medici, noi pediatri, noi del comitato non siamo affatto tranquilli rispetto alle emissioni dell'inceneritore, e perché comunque la vediamo un inceneritore basandosi su processi di combustione, sostanze tossiche e dannose per l'organismo le mette nell'aria, e ci mancherebbe che le mettesse superando i limiti di legge. È chiaro che le mette rispettando i limiti di legge, ciò non toglie che ci siano numerosi studi della professoressa Gentilini, del professor Tamino che ho già sentito citare, della professoressa Zancan, che dicono due cose che io trovo interessanti. Uno, mamme che allattano nella vicinanza degli inceneritori hanno tassi di diossina nel latte che, se fossero nel latte vaccino, cioè di mucca, impedirebbe la loro vendita. Come mai? Due, studi fatti nel veneziano, proprio perché siamo in attesa di questo benedetto osservatorio che da tempo ci veniva promesso. Speriamo allora, la nuova amministrazione abbiamo l'assessore è nuovo, io piglio per buone le sue affermazioni e sono proprio contento che faccia partire questo osservatorio. Però vorrei ricordare, è già stato detto, che il registro dei tumori nel Veneto e soprattutto nel Padova è fermo perché si discute, lo spostiamo da Padova a Thiene eccetera, questioni di primariato probabilmente, di fatto però ci manca un altro dato importante, ma una ricerca fatta nel veneziano, dove comunque buttano i venti anche negli inceneritori di Camin, ci dice che i tumori, i sarcomi, che sono dei tumori sentinella, cioè se aumentano quelli aumenteranno anche tutti gli altri, sono aumentati da 3 a 20 volte. Allora noi diciamo, mi dispiace doverlo dire. Ma si riesce a dare una causalità inceneritore-tumore in questo senso? Certo, anche perché la ricerca fatta dalla professoressa Zambon ha proprio tolto di mezzo le interferenze di altro tipo di inquinamento. Sentiamo dire sempre che noi ce la pigliamo con gli inceneritori, però ci sono le fabbriche, però c'è l'inquinamento atmosferico d'altro. Certo, però ci sono dei metodi per andare a valutare quando e come. Per esempio i sarcomi sono dei tumori tipici degli inquinanti emessi dagli inceneritori. Allora vengo al dunque, la fine di questa serata, voglio dire, mi riaddego con quello che ha detto Miazzi, ma perché ci sono ancora gli inceneritori? Intanto chiamiamoli per favore con il loro nome, inceneritori, perché termovalorizzatore ci vuol far pensare che producono energia. Abbiamo già sentito che non serve.
perché ne abbiamo in eccesso. Allora chiamiamoli con il loro dentro nome e puntiamo, cosa che la politica padovana ci ha promesso almeno da 20 anni, a chiuderlo sto benedetto inceneritore. Allora veramente io credo che faremo una cosa che fa l'ambiente. E io vorrei dire che la posizione di ISDE Padova è questa: chiudiamo l'inceneritore. Grazie. Intanto, Assessore Marzo, riusciamo ad avere questi dati? Sì, beh, guardi, non li faccio io perché io nella vita faccio l'avvocato, però il professor Simonato dell'Università di Padova, che è in qualche modo capitana allo studio, ha assicurato con la flemma dei docenti universitari che ci avrebbe fornito questi dati entro il mese di marzo. Spero che mi stia guardando in modo tale che io sia da stimolo. Allora noi come gruppo editoriale ci impegniamo sin d'ora a marzo a fare un altro appuntamento, dovete essere tutti presenti, vi invitiamo tutti quanti e vediamo di fare il punto su una situazione che, dati alla mano, sarà sicuramente più chiara. In questo senso vorrei dare spazio anche a chi aiuta a non produrre rifiuti, perché la rete del riuso, cioè un mobile piuttosto che un potenziale rifiuto, può essere riutilizzato in tanti modi. Vediamo un contributo, se la regia ci segue, come e dove si possono trovare questi arredamenti riutilizzabili, ma non è solo arredo, possono essere anche abbigliamento e tanto altro. È sempre stato un disastro perché avevamo una marea di pullman e per fortuna sono andati via perché c'era uno smog tremendo. Adesso da 7-8 anni abbiamo questo disastro che lei vede, perché i lavori si sono fermati, a parte l'anello che hanno fatto in profondità 27 metri per contenere anche la casa e per i lavori futuri che devono fare. Però sono fermi. Ma penso che sia stata fatta la bonifica, però. Mi sembra di aver sentito, però, sempre per sentito dire, che la bonifica del terreno dovrebbe essere stata fatta. Qui stavamo guardando un'altra area, era l'area di Boschetti, ex gasometro di Padova, un'area, è stato sbagliato il servizio della regia, ma sicuramente un altro tema legato a quello che è una bonifica di un terreno che è stato inquinato, e qui parliamo di Padova, quindi Assessore, torno indietro, non parliamo più di recupero, diciamo, del rifiuto, ma allora, di un'area che richiede un investimento importante, che è ferma da diverso tempo perché ha trovato delle problematiche. L'area è stata acquisita da poco all'amministrazione comunale e non dall'attuale amministrazione attraverso una permuta con la provincia. Gli studi sul terreno, su quale insisteva tra le altre cose l'ex gasometro, avevano rilevato già nel 2011 delle 6 cisterne interrate che, pur essendo state svuotate, non erano state inertizzate. Si è fatto un primo intervento per asportare queste cisterne, che però nel frattempo avevano versato idrocarburi nel terreno. Si sono avviati quindi delle verifiche, le cosiddette caratterizzazioni, che sono state nominate anche prima, e grazie anche ad un finanziamento a fondo perduto della Regione. Si è richiesto a luglio del 2014, proprio per sincerarsi anche in vista di una utilizzazione dell'area come parco urbano e quindi area verde con servizi, si è richiesta una proroga al 31/12/2015 per riverificare le spese, la cosiddetta rendicontazione per il risanamento dell'area. In che tempi si potrà risanare l'area? E questo lo dirà lo studio che si sta effettuando sull'area, e noi abbiamo fatto partire 2 giorni fa il concorso di idee per la riqualificazione, quindi per la creazione di un grande parco urbano con servizi che privilegi la socializzazione, le piste ciclopedonabili, che si possa addirittura unire ai giardini ottocenteschi del Parco dell'Arena, dei giardini dell'Arena, quindi è intenzione del Comune bonificarla il prima possibile. Questo è fuori discussione, per riconsegnarla alla città. C'è un grosso problema che non è soltanto quello dell'inquinamento di alcune parti del terreno dell'area, è quello delle palazzine Liberty, francamente fatiscenti, che però sono vincolate dalla sovrintendenza. Abbiamo chiesto di sbloccare perlomeno la parte che non fosse la facciata di queste palazzine. Quindi all'interno comunque intervenire. Per poter intervenire, la sovrintendenza ha fatto il suo lavoro e ha
confermato il vincolo su tutte le palazzine per l'intero e pertanto diventa molto difficile anche intervenire per una ristrutturazione delle palazzine che, se avete presente, sono quelle che ospitavano gli uffici dell'ex stazione delle Corriere in Piazzale Boschetti. Gli attori anche in questa vicenda, e dobbiamo ringraziare anche la Regione proprio per il finanziamento a fondo perduto, perché altrimenti, voglio dire, le risorse comunali avrebbero in qualche modo sarebbero state intaccate in maniera pesante, però gli attori nella riqualificazione di un'area come quella sono molti e noi dobbiamo rispettare le normative. Sarebbe stato molto più semplice buttare giù tutto, ma questo invece è ritenuto le 2 palazzine Liberty, che ormai sono quindi non fattibile, però un'area verde recuperabile possibilmente a breve termine. Lo speriamo. Mi faceva un cenno con la mano, io lo so, siete in tanti e a volte parlate in poco, prego, mi dica però. No, ma è proprio un flash, molto velocemente. Primo, io credo che sia interesse di tutti i cittadini capire che è possibile ridurre il costo della raccolta dei rifiuti, in quanto ci sono alcune voci che si sono ridotte moltissimo, per esempio il gasolio. Tanto per fare un esempio, perciò le società che gestiscono possono in questo caso intervenire su questa questione. Primo. La seconda questione, che anche qui bisogna distinguere bene tra il rifiuto urbano e quello speciale, perché spesso mi dà l'impressione che a volte si faccia un attimo di confusione, non possiamo avere i cassonetti dei pneumatici o meno. Terza questione, io credo che sia utile che le società che rimangono pubbliche nella gestione del rifiuto, cercando al limite anche di internalizzare quei servizi che sono andati alle ditte private. Così aiutiamo, o meglio dire, limitiamo il ruolo spesso quindi un ritorno di quelle imprese che in qualche modo spesso Andrea Ragona sono legate ad alcuni ambienti. No, sì, concordo. Volevo dire però un'altra cosa, visto che stiamo andando 30 secondi, siamo in chiusura. 25. Bisognerà fare un'altra trasmissione perché ne è stato parlato troppo poco del problema dell'illegalità che avrei voluto affrontare, ma poi siamo messi a parlare di altro. Che in 2 ore non riuscivamo, abbiamo fatto un primo inizio, un percorso. È un problema cruciale, abbiamo parlato della CNC, ma c'è il problema dei rifiuti nelle strade, la forestale ha detto che non riesce a controllare cosa sta avvenendo nella pedemontana, c'è stata la questione della Valdastico. C'è stata recentemente una zona sequestrata, una discarica abusiva di rifiuti che provengono dall'industria dell'Emilia Romagna nel Basso Veronese, c'è l'illegalità. Ci sono casi importanti di illegalità. Noi ci siamo come redazione, insieme possiamo costituire anche una bella trasmissione, credo, magari con un pubblico sarà attento. Sarà opportuno perché l'illegalità c'è il business che diceva che i rifiuti non devono diventare business legale, e soprattutto non devono diventare business illegale, anche se ormai purtroppo assolutamente, con l'aiuto di ARPA e Regione Veneto sempre attenti, e vi invito già a questa futura trasmissione che spero organizzeremo insieme. Si può combattere anche e si deve combattere l'ecomafia che purtroppo anche in Veneto è presente. Ci prendiamo però un angolo, uno spazio di simpatia anche per capire il riuso del rifiuto, quindi non è più rifiuto perché è materiale riutilizzato a questo punto. Angoli di mondo. Sì. Sono ancora riutilizzabili, che alle persone però non servono, oppure qualcuno se ne deve disfare per vari motivi, e che invece di buttarli via, tramite i nostri mercatini dell'usato, possono essere riutilizzati da altre persone, che possono avere un vantaggio sia se possono avere difficoltà a comprarsi un mobile nuovo per motivi economici, ma anche magari vanno in cerca di qualcosa di particolare che normalmente non si può trovare in giro. E quindi noi come attività recuperiamo il più possibile tutte le cose che possono essere riutilizzabili e cerchiamo di evitare che diventino rifiuto. Nunca esperé nada bueno de ti, leía en tu mirada que... Ed eccoci qua, è partito il servizio, Giacomo stava dicendo. Sì, dicevo, qui a Padova ci sono diverse organizzazioni che lavorano nell'usato, Angoli di Mondo è una di queste, c'è Manitese, Cooperativa Cielo, quindi quasi una rete, diciamo, di riuso. Ci siamo costituiti in una rete per ragionare insieme, per capire quali proposte possiamo fare ai cittadini
alle istituzioni, a quelli che saranno interessati a dialogare con noi, tra tutte? Per appunto aumentare la quantità di materiale che non diventa rifiuto. Certo. Perché appunto come è scritto nel cartellone, nella gerarchia dell'utilizzo dei rifiuti, Eccolo qua. Siete un al posto primo molto posto. importante è riservato al riutilizzo. Ora anche la normativa europea, la normativa nazionale e regionale recepiscono questa attività e appunto ci sono già delle organizzazioni che ci lavorano da anni con una storia, un'esperienza significativa e siamo qui anche Nel per... concreto dove vi possono trovare? Perché la voglia di recuperare un vecchio mobile magari c'è, ma dove vi trovano? Spesso uno non sa a chi rivolgersi o dove andare. Abbiamo diverse sedi, sia appunto a Padova città, ma anche c'è un sito web, un qualcosa fuori. dove poter vedere? C'è il sito web della rete Riuso Padova. Bene, quindi E lì Google, trovate rete il del link- riuso, si il può link vedere. anche agli altri siti delle varie organizzazioni per trovare anche i diversi punti vendita. Perfetto, grazie infinite, io ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio il pubblico che ha rappresentato un po' i cittadini che a casa guardano la trasmissione e ha potuto porre delle domande. Ci siamo impegnati questa sera ad un'altra puntata che ampli il tema dei rifiuti, che è un tema sicuramente importante. Crediamo e speriamo di aver agevolato delle sinergie, dei tavoli di confronto tra istituzioni, cittadini, comitati e anche aziende che lavorano il rifiuto, perché solo attraverso il dialogo si può crescere e migliorare un'attività che è già ai massimi livelli nella Regione Veneto. Grazie a tutti e buonasera.